A 25 metri di altezza l'attenzione deve essere massima, ogni mossa è cruciale, ogni calcolo è vitale. Ma quassù, tra i rami delle foglie, c'è una sensazione di pura libertà. Mentre mi godo questa prospettiva mozzafiato, è come se il tempo si fermasse. L'orizzonte si allarga e tutto sembra incredibilmente semplice. Mi chiamo Victoria Carston e sono un'arboricoltrice. Dopo aver terminato gli studi, mi sono trovata un bivio, incerta sulla direzione da prendere. Fortunatamente vivevo vicino a una scuola di motoseghe. Sembra un dettaglio minore, ma quel corso ha finito per cambiarmi la vita. Quello che è iniziato come un approccio casuale, quasi per caso, si è trasformato in una vera e propria vocazione. Sono nell'arboricoltura senza avere la minima idea di cosa significasse veramente, ma mi sono ritrovata completamente affascinata e non ho più guardato indietro. Le mie motoseghe non sono solo strumenti di lavoro, sono state un vero e proprio strumento di emancipazione che mi ha accompagnato attraverso innumerevoli sfide e momenti decisivi della mia carriera. Il mio lavoro è alimentato da una profonda passione, non si tratta solo di tagliare rami, ma di superare gli ostacoli, di affrontare le mie paure e di padroneggiare una disciplina in cui la precisione si fonde con la forza.